Oltre 200 le persone che questa mattina si sono riunite per dare un ultimo saluto a Lorenzo Zucchetto, il 59enne morto domenica mattina a Valbrenta nel tentativo di salvare il suo cavallo. Il caldo soffocante è passato in secondo piano. Alle 10 in punto la chiesa di Marchesani a Bassano del Grappa era gremita di amici, parenti e conoscenti stretti attorno alla moglie Patrizia, alla figlia Giorgia e alla loro famiglia. Presenti anche gli alpini di cui Lorenzo aveva fatto parte e i donatori di sangue. Zucchetto abitava proprio a Marchesane, aveva lavorato per anni come gommista sempre nel quartiere ed era andato in pensione appena 2 mesi fa. Una tragedia che ha profondamente colpito l'intera comunità bassanese e non solo. Lorenzo ha sacrificato la vita per il suo cavallo, a testimonianza di un legame che andava ben oltre la semplice passione. L'uomo stava percorrendo il sentiero che conduce a Rubbio quando l'animale che cavalcava è scivolato su un ghiaione finendo nel vuoto. Zucchetto non ha esitato, ha cercato di raggiungerlo e salvarlo, ma quel gesto gli è costato la vita. Il cavallo l'ha trascinato con sé ed entrambi sono precipitati per oltre 300 metri. Durante il funerale è stato ricordato il significato della sua scelta con queste parole. La storia di Lorenzo ci insegna che il coraggio non è l'assenza della paura. Il coraggio è restare quando sarebbe più facile fuggire, non abbandonare chi ha condiviso con te parte della vita, anche quando tutto sembra perduto. Parole che raccontano il senso più profondo di questa scelta. Non c'entra l'egoismo, non era alla ricerca di un atto eroico o straordinario. Dietro alla sua decisione c'era solo la volontà di restare a fianco al suo compagno di vita fino alla fine.